Ciao amici, bentornati sul canale e benvenuti nella Val del Grisol. Siamo nelle Dolomiti Bellunesi, vicino a Longarone e poco fuori dall'abitato di Soffranco. Ed oggi proverò ad arrivare al rifugio Pian de Fontana attraverso il sentiero 520. Si sale di qua e seguitemi che sarà un'altra bellissima escursione. Vamos, let's go! Siamo a Ponte dei Ros, altro spot parcheggio per chi volesse evitare di farsi il pezzo di strada che ho appena fatto io dal Ponte del Fiolin fino a qui. La strada è percorribile anche se è una strada sterrata e da qui parte ufficialmente il 520 verso il rifugio Pian de Fontana e parte subito così, quindi ci divertiremo a salire per un bel po' e a godercela tutta. Qui siamo a Cason dei Ronca a 1388 metri, mancano 45 minuti al rifugio Pian de Fontana. Sta cominciando ad aprirsi il paesaggio ed è realmente uno spettacolo. Fa rabbia leggere il cartello 1388 perché fino a qua si è spinto in maniera importante. La salita nel bosco è bella impiccata, però a quanto sembra qua ne vale davvero la pena
E allora facciamoci questi ultimi 45 minuti per arrivare al rifugio Pian de Fontana, che su c'è una persona che ci aspetta. Andiamo, sarà una sorpresa. A questo punto il 520 diventa 514 e qui possiamo andare al rifugio Pian de Fontana in 20 minuti. Qui mentre lo svincolo segna rifugio Bianchette o Settimo Alpini dell'Alta Via numero 1. Davvero bello. Noi andiamo al rifugio Pian de Fontana. Ma guardate qua, davvero suggestivo, davvero quieto, l'armonia della natura e la pace, stupendo. Rifugio Pian de Fontana, 1632 metri. Sul canale, ve lo ricordate, il grandissimo Heinz Ciao ragazzi, che lavora qua e vi invita tutti quanti a salire perché questi merita. fantastici posti, regno dei cervi, soprattutto delle marmotte più in alto e anche dei camosci più in alto. E anche dell'Alta Via E numero anche 1. dell'Alta Via numero 1, come potete vedere dai segnali. Il segnale c'è dappertutto. E adesso mangiamo anche. Vedete, qui c'è il filo della teleferica. Quindi il rifugio è in un contesto molto selvaggio. E questo lo rende ancora più suggestivo, ancora più prezioso da raggiungere. Parco regionale delle Dolomiti Bellunesi, sempre spettacolare. Qui davanti c'è lo Schiara. Veramente un posto super consigliato. Ci sono 24 posti letto e 8 di emergenza. Quindi secondo me, se qualcuno ha voglia di venire su o se passa per l'Alta Via, io consiglio caldamente di fermarsi qui. Ora lasciamo il rifugio Pian de Fontana, dove mi sono trovato
benissimo, veramente un posto super top da consigliare. E mangiato, bevuto, incontrato un amico, location fenomenale, tanti escursionisti sull'Altavia che si fermano, quindi un posto assolutamente vivo come piace a me, e visto che mi è piaciuto tanto mi piacerebbe tornarci, quindi chi vede questo video e ha piacere di venire basta che mi scriva, mi contatti, che ci si mette d'accordo, insomma, qui mi piacerebbe veramente tornarci. Adesso scendo per lo stesso sentiero che ho fatto all'andata e è stato duro in salita, in discesa non oso immaginare però dai, 2 ore a salire, 2 ore è qualcosa, quindi presumo che a scendere un po' meno, quindi let's go e torniamo al parcheggio. Ed eccoci di ritorno dopo questo bellissimo giro. Sono tornato al ponte del Fiolin dove ho parcheggiato la macchina. Credo che un buon millino di dislivello sia stato fatto con onore. Giro veramente stupendo e super consigliato, e che dire, è una cosa meravigliosa. Le Dolomiti Bellunesi sono fantastiche. Io speravo di poter fare il bagno in queste gole, ma mi sa che la cosa è un po' proibitiva ed impossibile. Però adesso io questa sera mi piacerò da qualche parte qui, però voi sapete che ho la tenda sulla macchina, potete vedere parcheggiata là, quindi ho tutto un altro mondo da farvi scoprire qualora lo vogliate. Quindi fatemi sapere nei commenti come vi è sembrato questo giro, fatemi sapere nei commenti se volete conoscere, saperne di più sul mondo della tenda da macchina, da tetto da macchina, e tutte le vostre considerazioni scrivetemelo qua, iscrivetevi al canale, è gratuito, mi fate un grandissimo piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!